sarà una settimana di sprizzetto, come stai? Buongiorno Leandro, insomma il tempo è, uso un termine sofisticato, il tempo è uggioso, cioè è un po' ombreggiato ma non si sta male. No, non si sta male. Sì. Sembra di essere in California, con la temperatura della California. Molto meglio della California il Polesine, molto meglio. Forse no. L'umidità è un po' meno, però in California. Detto questo, un sacco di cose che ti voglio chiedere oggi. Sai da dove comincio? Io sono stato a Golosaria a Milano, perché tra l'altro c'era mio figlio, quindi sai, cuore di babbo. Complimenti a tuo figlio. Bravo. E c'era uno stand importante organizzato dalla Regione Veneto con l'ente parco. Appunto Golosaria è una sorta di fiera campionaria di tutte le attività gastronomiche e del buon bere, e il Polesine era presente. Quindi la domanda che ti faccio: quanto è importante secondo te anche il marketing territoriale dal punto di vista gastronomico per far crescere il nostro delta? No, è indispensabile, è una cosa, adesso io non sapevo di questo, quindi io ti ringrazio molto della notizia, è una cosa indispensabile, straordinaria. Complimenti a voi, a tuo figlio e a voi e al parco che ha partecipato, perché il nostro delta è conosciuto ovviamente in tutta Italia, però i grandi network televisivi parlano sempre di Ferrara, perché Ferrara capitale, eccetera, eccetera, eccetera. Del delta del Po del Veneto se ne parla poco, quindi ogni attività di promozione è straordinariamente utile. Ecco, sempre con i famosi link che ci attacchiamo. Il parco emiliano, si parlava una volta che avevano grossissimi investimenti, 5-1 rispetto al Veneto. Si parlava 5 milioni di euro almeno anni fa di investimento per il parco dell'Emilia e 1 milione di euro per il parco del Delta, senza fare la polemica che in 3/4 del parco sarebbero qua da noi, eccetera. C'è stata poca attenzione da parte della Regione Veneto, secondo te, o cosa? Allora, il concetto il parco del Delta del Po in Emilia Romagna è stato votato dalla Regione Emilia Romagna 10 anni prima. In più culturalmente il parco ferrarese, chiamiamolo pure così, è entrato nella mentalità molto prima. Non dimentichiamo che ci sono state grandissime resistenze a fare del parco del Delta del Po un parco, cioè una legge regionale. Te lo dico perché sono stato io il relatore della legge parco sul Delta del Po e conosco le difficoltà che ho avuto, diciamo che ci sono state enormi resistenze in loco. E però da chi? È da varie categorie, Sì. in particolare i cacciatori. Perché? Perché nei parchi italiani non si può cacciare. In più il piano ambientale era, diciamo che risente culturalmente della propensione più a tutelare i vallicoltori che non il cacciatore normale di famiglia, eccetera. E questo è un problema di cui risente ancora adesso il parco. Però con la nostra ultima valutazione, cioè con il fatto che il parco è comunque una realtà ormai assorbita dal Delta del Po, anche dai polesani, non c'è che da valorizzare. Mi permetto di dire, la provincia di Rovigo in futuro sarà conosciuta fuori dai confini solo se valorizza il parco del Delta del Po. E quindi adesso tiriamo una riga sul passato, guardiamo avanti e valorizziamolo il più possibile, con la consapevolezza che perché si venga a visitare il parco del Delta del Po ci vogliono investimenti privati, anche pubblici, ma soprattutto privati, e bisogna accoglierli. Il vero problema della mentalità rodigina è quello che fa fatica ad accogliere un investitore. Questo ti do perfettamente ragione. Io dico sempre che dobbiamo superare il gap del Paron. Il concetto del Paron. Se il Delta crescerà, sono sicuro, e purtroppo mi dispiace di questo, sarà un Paron da fuori che investirà qua da noi e lo farà crescere. Comunque ben venga. Guarda che anche a Ferrara gli investitori che hanno fatto i 7 lidi erano tutti padovani. Sì, quindi vabbè. È indispensabile la circolarità economica. Perfetto.
Domani altro argomento importante. Sai che forse dopo domani abbiamo un buon ospite che l'ho visto passare? Buona giornata e auguri e adesso vediamo chi è l'ospite.